Vincenzo Sacchetta, presentazione di Criterium, una nuova iniziativa sportiva nel territorio. Dal punto di vista della vostra associazione, manifestazioni di questo tipo che impatto hanno a livello di indotto turistico? Beh, senz'altro un impatto molto importante, abbiamo visto una manifestazione che negli anni sta crescendo in numero di presenze, in numero di partecipanti listi. Beh, diciamo che il nostro obiettivo è anche questa volta legare alla manifestazione sportiva la promozione del territorio. È un connubio vincente, lo abbiamo fatto con questa manifestazione, ma anche in tante altre all'interno del nostro territorio UNESCO, e vogliamo appunto far conoscere il nostro paesaggio, le nostre bellezze anche attraverso lo sport. Sport, ma anche promozione enogastronomica del territorio. Come funziona questo connubio? Beh, esatto, questo connubio è un connubio vincente, con questa manifestazione come in tante altre vogliamo sì far conoscere l'evento sportivo, vogliamo portare tanti tifosi in piazza a Pieve di Soligo, ma vogliamo anche far conoscere i nostri prodotti tipici, quindi sport, natura e enogastronomia sono veramente degli elementi che stanno insieme e che rendono il nostro territorio molto forte e molto appetibile ai nostri turisti, ma anche a tanta gente che qui vicino a noi ci viene a visitare.